Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie di questa giornata, tanta cronaca, tanti purtroppo incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore, un numero davvero impressionante con feriti e purtroppo anche alcuni sinistri che hanno avuto esito mortale. Abbiamo bancomat che sono stati fatti saltare, arresti dei carabinieri, veramente una giornata che si apre sotto il segno della cronaca, una giornata che si è chiusa, quella di ieri, sotto il segno del maltempo, però in una zona piuttosto circoscritta del Veneto. Stiamo parlando dell'area della Valbrenta e limitrofi, Bassano, Mussolente, Solagna, Valbrenta appunto, dove si è scaricata una perturbazione ieri sera davvero impressionante. Abbiamo foto e immagini, video, molti di quali raccolti come sempre dagli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che vi facciamo vedere anche durante questo collegamento, perché andiamo subito a parlare di quello che è successo con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che ha accettato di buon grado di raccontarci che cosa è successo ieri sera, che cosa hanno vissuto loro. Nicolas, grazie, era un po' di tempo che non ci vedevamo per vari motivi di cronaca e incastri vari. Adesso con la prima brutta notizia di maltempo torniamo a vederci come sempre in prima linea. Com'è andata? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, insomma, un temporale piuttosto scritto, perché comunque le zone interessate non sono state molte, l'area è stata una fascia, la fascia che come hai detto tu va dal comune di Valbrenta e poi perpendicolarmente verso poi Pove, Solagna, Romano Dezzolino e Mussolente, in primis con tanta pioggia, tante raffiche di vento con anche alcuni danni appunto da vento e soprattutto tanta grandine che ha ostruito, ahimè, i tombini, facendo delle vere e proprie anche barricate attorno dei muri, e quindi gli allagamenti sono stati praticamente inevitabili. Allora, noi stiamo vedendo delle immagini che immagino possa vedere anche tu. Ci pare che questa sia Valstagna nel momento peggiore delle precipitazioni di ieri sera. Ecco, questo è un sottopasso che dovrebbe essere a Solagna, invece letteralmente invaso dalla grandine. Vi risulta? Sì, sono tutti video che ci sono stati inviati da chi ci segue. La situazione sembra quella più difficile sia stata appunto tra Valstagna, Solagna e poi a tratti anche a Mussolente, però appunto la grandine dove ha colpito maggiormente sembra la zona di Solagna, soprattutto purtroppo nei sottopassi dove acqua e grandine sono scesi, sono accumulati, e poi una volta che l'acqua ha scaricato ne è rimasta la grandine, dove appunto parlando con alcuni della zona di Solagna ci sono state misurazioni addirittura intorno ai 70-80 picchi di 90 centimetri di ammassi di grandine accumulata, quindi veramente una cosa eccezionale, veri e propri iceberg di grandine sui sottopassi di Solagna ieri sera. Ma per fortuna, grazie alla protezione civile del posto, armati di badile, hanno in pochissimo tempo ripristinato la viabilità, almeno per quanto possibile, insomma. Nicolas, noi adesso stiamo vedendo un altro video con un momento di parossistico di maltempo. Anche questo è stato girato da voi di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Che cosa sta succedendo in questo video? Sì, guarda, questo l'ho girato io personalmente ieri mentre ero a lavoro proprio a Mussolente in centro. Che dire, qui praticamente questo temporale è iniziato inizialmente con grandine secca che però è durata solo pochissimi secondi per poi lasciare posto a più pioggia che grandine. Dopo circa un 5 minuti così ci sono stati questi 7, 8, 10 minuti di veramente putiferio. Possiamo chiamarlo un temporale, perdonate ma il termine è inglese, di downburst, con veramente delle raffiche di vento lineari impressionanti. Sono stati ribaltati addirittura dei cartelloni pubblicitari, quelli classici delle elezioni, diciamo, che tra l'altro sono capitombolati sopra ad auto, quindi portando anche dei danni. Purtroppo la grandine, come potete vedere, ha ostruito i tombini, colpendo poi
piante e fogliame che anche questi sono scesi in strada e anche questi hanno ulteriormente intasato i tombini, e le strade, come potete vedere, sono dei veri e propri corsi d'acqua. Insomma, abbiamo misurato a bordo strada 8 centimetri come altezza dell'acqua, ecco, quindi per farvi capire. Pensate che purtroppo lì a Mussolente, soprattutto nella zona del centro e poi nella frazione di Casoni, tutte le strade erano così, e questa che vedete in video era una tra l'altro delle situazioni migliori, quindi pensate. Purtroppo quando ci sono questi veri e propri nubifragi c'è poco da fare, bisogna rimanere in casa, sperare che il vento non faccia danni, ma rimanere riparati il più possibile, insomma lontani da porte e finestre. Questo è l'unico consiglio che posso dare. Purtroppo nonostante fossi, fossati, tombini, anche se fossero stati puliti al 100%, con questi veri e propri nubifragi, dopo vi dico anche qualche dato, c'è ben poco da fare, perché qualsiasi tipo di rete fognaria di qualsiasi tipo di paese andrebbe in affanno e quindi provocherebbe allagamenti, ecco. Dei dati, ci risulta che le precipitazioni di ieri sera siano state davvero importanti? Sì, allora, guarda, noi abbiamo dati soprattutto che ci provengono dalla nostra regione di Mussolente, dove c'è stato, diciamo, il boom di questo temporale. Pensate che in 5 minuti sono scesi 17,8 mm. La pioggia che mediamente dovrebbe fare in 10 giorni, ieri è scesa in 5 minuti in quel di Mussolente. Alla fine del temporale sono stati contati circa 50 mm caduti in mezz'ora, 35 minuti, quindi possiamo classificare questo temporale come un vero e proprio nubifragio, perché sono caduti più di 30 mm in un'ora, di gran lunga di più, quasi il doppio di 30 mm in un'ora, perché ne sono stati caduti la bellezza di 54 in totale. E sul fatto dei 17,8 mm in 5 minuti dovremo andare più a fondo noi come esperti, perché potrebbe essere un piccolo record regionale per intensità di pioggia in un lasso di tempo molto ristretto, ma approfondiremo il discorso e sicuramente eventualmente nei prossimi video vi faremo sapere. Allora Nicola, noi aspettiamo con ansia questa informazione, perché però c'è un po' di apprensione, perché la prima ondata di calore di un'estate che deve ancora arrivare porta subito temperature altissime, umidità altissima, e arriva già la prima botta di maltempo. Che cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Sì, il problema, come hai detto tu, è proprio questo. Purtroppo abbiamo avuto 5-6 giorni, 7 giorni di alta pressione subtropicale, l'abbiamo sentito tutti, le temperature sono schizzate verso i 30 gradi in un battibaleno, e di conseguenza questi caldi fuori stagione proprio in questo periodo tra il passaggio della primavera e l'estate fanno sì che al primo sbuffo freddo, come c'è stato ieri, si provano questi temporali. Purtroppo, come lo abbiamo visto tutti, sono temporali veramente circoscritti e sono veramente impossibili da prevedere, nel senso che noi possiamo, come appassionati, prevedere che ci sarà un peggioramento del tempo, che purtroppo, lo sappiamo bene, i temporali prendono non zone vaste ma zone circoscritte, però è ancora più difficile prevedere, come è successo ieri sera, dove appunto questi temporali potrebbero scaricare tutta questa quantità di pioggia, grandine e raffiche di vento, e quindi è ancora più difficile capire dove potranno colpire. L'unica cosa che ci fa pensare al fatto che c'è tanta energia in gioco è, come abbiamo sentito ieri pomeriggio dalle 15:30 in poi, quando il tempo ha iniziato a velarsi, quindi a coprirsi, è salita un'umidità pazzesca, nel senso che avevamo dei 30 gradi siamo passati ai 26-27, ma avevamo un'umidità intorno al 50-80%, un punto di rugiada alto, e quindi di conseguenza quando arrivano questi temporali, se non è da una parte è dall'altra, ma dove purtroppo fanno tantissimi danni. Nicola, giusto per chiudere questo collegamento con dei dati, siamo con i dati dell'ARPAV sotto mano. Questa mattina alle 10 c'erano già 25, 26 e mi pare anche 27 gradi in alcune zone del Veneto, quindi non è che abbia rinfrescato un granché. Ripartirà per il fine settimana un'altra ondata di calore, mi pare che andiamo verso il torrido. Nicolas, allora intanto noi ti ringraziamo per queste informazioni, siamo pronti a ricevere
avere altri dati e altri video da voi di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ovviamente quando c'è del maltempo da seguire, voi siete in prima linea, noi siamo sempre con voi e ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso. Buon lavoro. Grazie mille Ferdinando, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e continuate a seguirci per rimanere aggiornati. Noi torniamo in studio, ringraziamo Nicola Sfaronato, dicevamo di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, per queste informazioni. Poi questa sera nei telegiornali approfondiremo quello che è successo. I nostri giornalisti, i nostri tecnici, i nostri operatori sono sul posto per vedere, capire se ci sono stati danni, se ci sono stati anche disagi, se gli allagamenti hanno provocato altri danni. Cercheremo anche di andare in collegamento diretto con i nostri giornalisti per capire se c'è qualcosa di più da dire di questo temporale fortissimo che ha colpito una zona piuttosto circoscritta, ma ne parliamo nel seguito della nostra informazione. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con l'ondata di maltempo, la prima di questa estate che deve ancora arrivare e già sta facendo danni. Un'ondata di maltempo che ha colpito in poche ore un'area piuttosto circoscritta del Vicentino tra la Valbrenta, Bassano, Mussolente, Solagna, con accumuli importantissimi di precipitazioni. Addirittura Nicola Sfaronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa ci ha detto che stanno facendo dei rilievi perché potrebbe essere un record regionale di precipitazioni in pochissimo tempo. Tanta grandine, tanti danni, stiamo verificando che cosa è successo per poterne parlare in modo più diffuso anche nel nostro TG Bassano di questa sera. Però dobbiamo parlare anche di incidenti stradali perché le scorse ore sono state terribili, sono state drammatiche per il Veneto, con un numero importantissimo di sinistri che hanno portato anche a esiti mortali. Cominciamo dai Colli Euganei. Un uomo ha perso la vita fra Vo ed Este in un incidente stradale. Una sbandata sulla sinistra e dopo alcuni metri lo schianto contro un platano. È morto sul colpo ieri notte verso le 4 un 28enne romeno residente ad Agugliaro nel Vicentino. L'incidente è stato causato quasi di certo dall'alta velocità con la quale il giovane stava guidando la sua Alfa Romeo Giulia lungo via Marconi, la provinciale 89, in direzione di Este. La sbandata prima e la deviazione sul bordo strada in erba poi devono aver reso incontrollabile la vettura che dopo l'impatto contro l'albero si è rovesciata sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale sanitario del 118 che a causa delle lesioni mortali riportate dal 28enne non ha potuto fare altro che accertarne il decesso sul posto. Rimaniamo in zona perché era successo un altro incidente sempre sui Colli Euganei tra una moto e un furgone. Un giovanissimo di Lusia è morto in ospedale in seguito allo schianto. L'incidente era avvenuto martedì pomeriggio sui Colli Euganei. Andrea Stocco, 16 anni, di Lusia in provincia di Rovigo, viaggiava sulla sua moto 125 sulla provinciale 89 nel tratto pieno di curve che da Teolo scende verso Zovon di Vo. Il giovanissimo centauro potrebbe aver affrontato male la curva chiamata Del Mago, andando a scontrarsi frontalmente con un furgone che risaliva la strada in senso opposto. L'elicottero del SUEM lo aveva portato in ospedale a Padova già in condizioni disperate. Dopo 3 giorni in rianimazione, un intervento chirurgico senza mai uscire dal coma, venerdì nel tardo pomeriggio, dopo le ore previste per legge, i medici ne hanno decretato la morte, soprattutto per le gravissime ferite alla testa. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Nelle scorse ore c'è stato anche un altro incidente ad Asolo, sono rimasti feriti 7 giovani. Un impatto violentissimo e una delle auto che finisce nel fossato. Un miracolo che non si sia consumata l'ennesima tragedia della strada nella Marca. L'impressionante incidente della tarda serata ad Asolo, quando una Peugeot e una Fiat 500 si sono scontrate per cause in fase di accertamento all'altezza di via Croce d'Oro, via San Michele.
7 in totale i feriti, tutti giovani che viaggiavano assieme nei 2 veicoli. Nello schianto la Peugeot è finita in un fosso dopo essere stata sbalzata a una notevole distanza dal punto dell'impatto all'incrocio. Sul posto i carabinieri di Asolo, i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. I ragazzi finiti nel fosso in 5 sono stati estratti dall'abitacolo, fortunatamente in condizioni di media gravità, e sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco. Quindi feriti 7 giovani, invece esito mortale per uno schianto avvenuto a Eraclea. Non ce l'ha fatta Nicolò Manica, 33 anni, di Ceggia. È morto durante la notte in un incidente stradale a Eraclea, lungo via Vivaldi, nelle vicinanze di Ponte Crepaldo. In base a una prima ricostruzione, il 33enne stava guidando verso casa in direzione Ceggia quando la sua auto si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura con a bordo 3 persone che procedeva nella direzione contraria. Inevitabile lo scontro. I soccorsi del 118 arrivati sul posto, assieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto, ferite ma non in modo grave gli altri 3 occupanti dell'altra auto. Entrambe le vetture ora sono state poste sotto sequestro. L'incidente poco dopo 00:30. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Donà per i rilievi e avviare le indagini. Caos anche in A4 tra i 2 caselli padovani, c'è stato uno scontro fra un'auto e un furgone, 3 le persone ferite. Rocambolesco incidente venerdì pomeriggio alle 17:20 in autostrada A4 tra gli svincoli di Padova Est e Padova Ovest in direzione Trieste-Venezia. Coinvolti un furgone e un'auto, 3 i feriti. Per motivi ancora da accertare, l'auto e il furgone sono usciti di carreggiata finendo tra la strada di servizio e i terreni agricoli che costeggiano l'autostrada. Da una prima ricostruzione i 2 mezzi si sono buttati tra loro e i conducenti hanno perso il controllo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, ambulanze, automedica ed elisoccorso. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti che sono stati portati dal SUEM 118 all'ospedale di Padova. Alcuni chilometri di coda si sono formati in direzione Trieste-Venezia, senza però bloccare completamente il flusso. Forti invece i rallentamenti a causa di curiosi che hanno rallentato l'andatura per vedere cosa stesse accadendo in direzione Milano. Ne abbiamo detto tantissimi incidenti stradali nelle ultime ore in tutto il Veneto, purtroppo ci sono stati anche alcuni morti. Le nostre redazioni si stanno occupando di raccogliere altre informazioni su quello che è successo, continuano ad arrivare notizie da tutto il Veneto. C'è stato anche, sempre nel Padovano, un incidente che ha interessato un camion frigo carico di carne. Vediamo. Un bilico carico di carne è finito con le ruote all'aria venerdì sera all'ora di cena. Il pesante automezzo di una ditta di trasporti delle Ravennate è uscito di strada in via Pastò, finendo rovesciato nel fossato a fianco alla via verso le 19:40. Illeso l'autista. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza il camion frigo, come detto carico di carne. Sul posto anche i carabinieri. Le complesse operazioni di soccorso stradale del mezzo sono terminate dopo circa 2 ore. E arrivano i primi esiti dall'esame autoptico sui resti di Davide Pavan, morto in un incidente stradale a Paese. Ecco che cosa è emerso. Sembra che il ragazzo sia morto sul colpo e questo secondo noi è una piccola consolazione ovviamente per la famiglia. È morto per trauma cranico in seguito all'urto. Un fortissimo, letale trauma cranico e una morte pressoché istantanea. Tra le lesioni riportate da Davide Pavan nello schianto di domenica sera, quello alla testa non gli ha lasciato scampo. A dirlo il primo esito dell'autopsia eseguita sul corpo del 17enne di Morgano, travolto dall'auto dell'agente di polizia Samuel Seno, messosi alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico pari a 1,20. Un atto dovuto quello dell'esame autoptico chiesto dal PM per fare ulteriore luce sulla tragedia di via Olimpia a Paese, dove la vettura di Seno, appena partito dopo una festa con i compagni del rugby Paese, avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno lo scooter di Davide, che stava tornando a Morgano dopo aver portato a casa la fidanzatina a Paese. Una ragazzina sconvolta e ancora sotto shock, seguita dagli stessi avvocati della famiglia Pavan. Avrebbe voluto parlare anche con il signor Seno, ma in questo momento c'è una situazione per cui il signor Seno non intende ancora parlare con la ragazza stessa, perché appunto manifesta
ovviamente una difficoltà e un dolore che in questo momento gli impediscono appunto di parlarci. Intanto, per accertare ulteriormente la dinamica, la Procura ha disposto per il prossimo 19 maggio una perizia cinematica. Cosa vi aspettate da questa indagine? Ma in realtà che si confermi effettivamente che il signor Seno abbia invaso la corsia opposta, di fatto tagliando completamente la strada al povero Davide, abbia di fatto cagionato a tutti gli effetti l'incidente e la morte del ragazzo. Inoltre, sul corpo di Davide sono stati effettuati anche gli esami tossicologici. Il risultato si avrà però soltanto fra 60 giorni. Restiamo nella pagina della cronaca, mettiamo da parte per un attimo l'incredibile e drammatica sfilza di incidenti stradali avvenuti nel Veneto nelle ultime ore e andiamo a Vicenza, dove un autista dei bus di linea è stato ferito dopo la partita della Vicenza. Al Vicenza il primo squillo nei play-out contro il Cosenza, ma quello che è gioco sul campo da calcio si trasforma in violenza che nulla ha a che fare con lo sport fuori dallo stadio. Un autista SVT sarebbe stato ferito mentre faceva il suo lavoro. Guidava l'autobus navetta messo a disposizione dei tifosi calabresi. Secondo una prima ricostruzione pare che l'autista, finita la partita, stesse riaccompagnando i tifosi al casello autostradale di Vicenza Est quando, alla presunta caduta di uno di loro all'interno della corriera, gli sarebbe stato chiesto di fermarsi. L'autista però avrebbe avuto l'ordine dalla questura di non aprire le porte lungo il tragitto e quindi non si sarebbe fermato, così sarebbe iniziata l'aggressione. L'autista avrebbe riportato ferite guaribili in 7 giorni. Ovviamente la nostra redazione vicentina si sta occupando di questo increscioso incidente, vedremo poi se emergeranno novità nel telegiornale di questa sera, nel TG Vicenza di questa sera. Noi a questo punto facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo aperto il nostro telegiornale con l'ondata di maltempo che ha colpito la Val Brenta e parte del Bassanese con dati davvero importantissimi per quanto riguarda le precipitazioni. Non abbiamo ancora i dati ufficiali dell'ARPAV, ma pare che ci siano stati dei record naturalmente non del tutto graditi dai residenti per quanto concerne le precipitazioni. Chiusa anche la drammatica pagina degli incidenti stradali, davvero tantissimi, purtroppo schianti, alcuni dall'esito mortale nella notte e nella serata di ieri in tutto il Veneto. Andiamo adesso a Treviso, dove c'è stato un blitz delle forze dell'ordine in un casolare abbandonato. Un casolare abbandonato ma abitato da 6 stranieri, 2 dei quali irregolari che si dedicavano allo spaccio. L'edificio è finito nel mirino della squadra mobile di Treviso, impegnata in un'attività mirata al controllo delle strutture occupate abusivamente in città. L'edificio si trova nel quartiere di San Liberale, era in pessime condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, occupato da 6 cittadini nigeriani privi di documenti, di cui 2 si è poi accertato essere irregolari sul territorio nazionale. All'esterno dell'ormai fatiscente struttura, inoltre, sono stati trovati ben occultati nella vegetazione 15 grammi di marijuana. Gli stranieri irregolari sono stati sottoposti al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. C'è stato anche un colpo in un bancomat a Belluno, boato nella notte. 4 malviventi hanno fatto saltare con l'esplosivo lo sportello bancomat della filiale Cassa Rurale delle Dolomiti di Seren del Grappa, rubando circa 20.000 euro e allontanandosi a bordo di un Audi scura. E le forze dell'ordine indagano con le immagini delle telecamere di sorveglianza. I danni sono piuttosto ingenti, ne sapremo di più nel corso della nostra informazione. Ladri scatenati anche a Mogliano, vediamo. Hanno abbattuto il cancello di una ditta di commercio all'ingrosso di materiale informatico a Mogliano Veneto. Un blitz messo a segno intorno alle 3 del mattino in via Tintoretto. I malviventi sono arrivati a bordo di un furgone e di un'auto di grossa cilindrata. Veri professionisti del crimine. Hanno posizionato di traverso altri 2 veicoli, risultati rubati poco lontano per guadagnarsi la fuga. La banda ha poi fatto irruzione nell'azienda a Brevi, impossessandosi di svariati computer portatili. Hanno caricato tutto il materiale nel furgone e poi si sono dileguati con gli stessi 2 mezzi con i quali erano
erano arrivati. Un furto studiato nei minimi dettagli, almeno 2, ma probabilmente anche più, i ladri che hanno messo a segno il colpo. Il modus operandi utilizzato riporta alla mente un altro furto compiuto lo scorso dicembre alla SME di Cessalto. Anche in quell'occasione i malviventi avevano messo di traverso dei veicoli per agevolare la fuga. Non solo, ma la ditta Brevi di Mogliano già lo scorso anno è stato oggetto di un altro colpo molto simile. Il bottino della scorsa notte si aggira sulle svariate decine di migliaia di euro. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Treviso, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Serata nera a Mogliano, un altro furto è avvenuto nel pomeriggio. I ladri si sono introdotti presso lo stadio di calcio comunale danneggiando alcune attrezzature ed impossessandosi di vari indumenti sportivi per un danno complessivo superiore ai 1.000 euro. Sempre in provincia di Treviso i carabinieri hanno individuato un minorenne sospettato di aver rubato delle costose biciclette. Lo scorso fine settimana avevano parcheggiato le loro 2 bici bottecchia del valore di circa 1.000 euro ciascuna vicino alla chiesa di Arcade, ma quando sono tornati a riprenderle non c'erano più. I 2 proprietari hanno subito sporto denuncia ai carabinieri di Nervesa della Battaglia, che hanno avviato le indagini raccogliendo elementi che li hanno portati a individuare il presunto responsabile, un 15enne. Quando i militari lo hanno raggiunto, il ragazzino stava contrattando la vendita di una delle 2 bici vicino alla sua abitazione, dove successivamente è stato ritrovato anche l'altro mezzo. Entrambe le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre la posizione del giovane deferito in stato di libertà è stata posta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ora torniamo a Padova, dove c'è stato l'interrogatorio in carcere per Stefano Fattorelli, l'uomo che ha tentato di uccidere la moglie. Solo la forza di volontà di una donna che vuole vivere a tutti i costi e il fatto di trovarsi in una casa con possibilità di fuga. Questo ha permesso alla 51enne operatrice sanitaria aggredita dal marito, ora in carcere, di salvarsi. Stefano Fattorelli, accusato del tentato omicidio della moglie da cui si stava separando, non ha colpito la donna solo alla schiena con una coltellata, ma le ha inferto numerosi colpi anche al torace e in una zona molto vicina ai polmoni, colpi in grado di uccidere. Prima di crollare a terra, la 51enne ha lottato, fuggendo nelle stanze della casa e riuscendo ad aprire il portone d'ingresso per dare l'allarme ai vicini. Sul suo corpo molti lividi, prova tangibile di una colluttazione, un'aggressione che sembra una fotocopia di quella che Stefano Fattorelli mise in atto nel 1999, quando uccise la compagna di allora, Vilma Marchi, 50enne, aspettata fuori da un cimitero di Grezzana nel Veronese, fatta salire in auto e uccisa con 33 coltellate. Per questo delitto aveva scontato 6 anni di carcere, poi nel 2011 era tornato in cella con l'accusa di stalking nei confronti di una psicologa del carcere che si occupava della sua rieducazione e con cui aveva allacciato una relazione. Ora le condizioni della 51enne sono stabili ma ancora gravi, nonostante sia stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in azienda ospedaliera. La storia con l'attuale compagna si era conclusa da poco, intorno al 20 di aprile. In questo periodo iniziano a comparire sul profilo Facebook dell'uomo messaggi infamanti e carichi di odio, un'escalation culminata con l'aggressione di martedì all'interno della loro abitazione di via Cafasso all'Arcella. Visti i precedenti, questa mattina il giudice, dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto al Due Palazzi, ha convalidato l'arresto con la custodia cautelare in carcere, una misura che il pubblico ministero aveva chiesto fin dalle prime ore del fermo. A Vicenza la questura scende in campo per sensibilizzare soprattutto gli anziani sul tema delle truffe e dei raggiri. Un fenomeno criminale in crescita, quello legato alle truffe e ai raggiri, specie ai danni delle persone più fragili, per lo più gli anziani. Pertanto la Questura di Vicenza, in collaborazione con Aspiag Service, ha avviato una campagna di sensibilizzazione capillare volta ad intercettare quante più persone possibili. Oggi i poliziotti davanti al supermercato in Viale del Mercato Nuovo. La difficoltà che noi abbiamo è quella di raggiungere le potenziali vittime, proprio perché, perché loro non utilizzano i sistemi informatici normalmente utilizzati. Dobbiamo cercare di capire quali sono i punti di aggregazione. Abbiamo visto che dopo 2 anni di pandemia il supermercato era l'unico luogo dove il cittadino poteva andare fuori dalla propria casa. Quindi è cambiata la percezione del consumatore nell'affrontare la spesa ed è per questo che il supermercato è diventato non solo un posto dove poter andare a comprare beni di consumo, ma anche per cercare di avere informazioni e nello special modo di avere informazioni legate a tematiche sociali. Obiettivo: promuovere la prevenzione e far conoscere
gli strumenti per denunciare le truffe attraverso un vademecum. Di diffidare di tutte le proposte che vengono loro fatte, se vengono fatte da persone o da presunte istituzioni che loro non conoscono, di prendere sempre tempo per chiedere informazioni alle forze di polizia, ai parenti, ai figli, a tutte le persone di assoluta fiducia. Ecco, non fidarsi assolutamente di proposte che vengono da persone non conosciute e proposte che poi solitamente sono sempre quelle di compiere degli atti che non sono usuali, tipo quello di far entrare persone in casa, oppure addirittura ancora peggio di versare dei soldi, delle somme di denaro in contanti o non a persone che non si conoscono. Allo stadio di Nove si sono svolti nel pomeriggio di ieri i funerali di Giacomo, il ragazzo morto in un incidente stradale nella serata di sabato scorso. Queste le note dell'ultimo viaggio di Giacomo Del Fiacco, arrivato allo stadio comunale di Nove tra gli applausi degli spalti delle quasi 1000 persone oggi qui per dare un ultimo saluto ad un compagno di squadra, ad un amico, ma anche a un fratello e un figlio. Tante le lacrime per la morte improvvisa di Giacomo, o Mini, come lo chiamavano loro, gli amici di una vita. Piangiamo questa partenza, la cui drammaticità ci lascia sgomenti, atterriti, sconfitti. La vita in Giacomo pulsava a 1000 e lo ricordiamo tutti, incontenibile, inarrestabile, prepotentemente vivo. Troppo vivo per pensare che la vita abbia smesso di fluire in lui. Uno stadio questo dove tutto ebbe inizio, da cui Giacomo tirava i suoi primi calci al pallone, da questi spalti iniziava ad amare il calcio, da quel campo le sue prime vittorie sconfitte ed è da qui che oggi saluta per l'ultima volta i suoi tifosi. Buon viaggio Giacomo. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché al ritorno andiamo a vedere in diretta da Solagna, dalla zona della Valle del Brenta, i danni, quello che è successo con l'ondata di maltempo di questa notte, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto è arrivata la prima perturbazione di questo periodo ormai estivo, viste le temperature. Prima perturbazione, primi danni, primi disagi. Ci colleghiamo subito con Solagna dove Vanessa Banzato è con il sindaco Stefano Bertoncello per informarci e raccontarci quello che è successo in quelle zone in queste ore drammatiche. Buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno Ferdinando, tutte le persone che ci stanno seguendo. Come hai detto tu, mi trovo proprio a Solagna assieme al sindaco Stefano Bertoncello. Ci troviamo all'altezza del sottopasso di via Bresagge. Proprio qui ieri sera si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Il sottopasso è andato completamente devastato dalla grandine, sono stati pesanti disagi. Sindaco, vi aspettavate una cosa del genere? Ma no, queste cose non te le aspetti mai, però sappiamo che ormai il cambiamento climatico è in atto e quindi noi ogni primavera insomma ci aspettiamo che qualcosa succeda. È ovvio che fai fatica a parare il colpo, diciamo, non nell'immediato, bisogna un po' corrergli dietro, insomma, quindi ieri sera con la protezione civile appena successo, tra l'altro noi eravamo proprio a una pista con la protezione civile, quindi siamo praticamente in tempo reale, eravamo qui a cercare di sistemare le cose, insomma. Una situazione devastante però, perché il sottopasso era completamente ricoperto da grandine. Il sottopasso era completamente ricoperto dalla grandine, cioè tutta la grandine che è venuta dalla parte alta del paese sulla strada, ripeto circa 1 chilometro di strada, si è riversata tutta qui sul sottopasso, intasando completamente gli scarichi ovviamente. La stessa cosa succede sulle grondaie delle case e qui ci sono stati più di 1 metro di grandine su tutta l'estensione del sottopasso. Però dice è un'area che è pulitissima questa, quindi è strano che l'acqua non sia riuscita a defluire. No, defluisce bene normalmente, il problema è che si porta giù di tutto, no? Quindi porta giù sia la grandine, porta giù foglie, porta giù lo sporco delle strade, ovvio, e quando tutto questo si riversa in un imbuto, arriva in fondo, è ovvio che lì si blocca. Adesso restano evidenti le tracce della grandinata. Sì, nonostante sia
sia caldo, voglio dire, no? E questa sia grandine. Abbiamo ancora circa, come vedete, mezzo metro di grandine ancora su tutta quasi l'estensione del sottopasso. Re Solare è stata, tra l'altro, il passaggio è stato regolato a senso unico alternato di marcia? Sì, adesso abbiamo un senso unico alternato ancora per poco, ripeto, adesso fra mezz'oretta dovrebbe arrivare la ditta che dovrebbe ripulire tutto il sottopasso, insomma, quindi fra un po' la circolazione ritorna normale. Ecco, c'è da dire che nelle prossime ore le previsioni del tempo non sono per nulla rassicuranti. No, come sentiamo, voglio dire, siamo un po' preoccupati perché il temporale sta ancora andando e bene verso la parte alta della valle, verso il comune di Valbrenta. Speriamo non succeda niente neanche lì da loro, ovviamente, però la stagione è questa ormai. Domani hanno messo ancora forse qualche temporale. Il problema è che alle volte è un temporale normale, alle volte si abbatte una cosa del genere. È assolutamente impossibile da prevedere. Come pensate di affrontare voi queste situazioni? Ma noi cerchiamo di tenere le strade più pulite possibile, cerchiamo di pulire ovviamente periodicamente molto più di quello che facevamo una volta tutti i tombini, le tombinature, insomma, in modo che siano sempre sgombere. Però poi si vede quando gli effetti sono questi, fai fatica insomma a gestirlo, voglio dire, c'è solo da corrergli dietro e cercare di recuperare, insomma. Un po' tutta l'area della riviera del Brenta, della valle del Brenta è stata tartassata dal maltempo di ieri. Danni ce ne sono stati nello specifico qui a Solagna? No, a parte qualche allagamento di qualche cantina, voglio dire che oramai sembra quasi una cosa normale, non fa più tanta notizia purtroppo, qualche allagamento di qualche cantina, di qualche garage, non abbiamo avuto altro, se non questo sottopasso e il sottopasso di via Collalto, che è più piccolo, l'abbiamo sistemato anche abbastanza in fretta, però questi sono, diciamo, questa è la parte dell'imbuto che dicevo prima, noi sottopassi, perché lì si ferma tutto e quindi... Ecco, ricordiamo tra l'altro questo sottopasso, quel famoso 4 agosto, era già stato teatro di un disagio importante, perché con l'acqua che era appunto scesa in maniera abbondantissima, c'era un'auto che si era bloccata. Sì, dove siamo noi adesso saremmo stati sovrastati dall'acqua. Il 4 agosto l'acqua arrivava circa a quel livello là e l'auto di Paolo Mocellin col cagnolino dentro, poverino, che è stata, per fortuna, mi dispiace per i cagnolini, ma l'unica vittima è perché anche in quel periodo non abbiamo avuto per fortuna nessun ferito, niente di niente, però sì, il 4 agosto l'acqua arrivava qui a circa 3 metri sul sottopasso. Adesso ci sono proprio in diretta Ferdinando, vediamo proprio gli operai che stanno pulendo, stanno ripulendo il sito. Certo, adesso stanno arrivando, appunto, adesso arriveranno anche dei mezzi meccanici, perché come vedete qui da portare via ce n'è di roba, e quindi cominciamo adesso, insomma, quindi fra un po' dovrebbe essere tutto a posto. Ferdinando, se non ci sono altre domande? Allora Vanessa, noi torniamo in studio, ma un dato per il sindaco, poi ci riprendiamo la linea. Su Valstagna e Solagna sono caduti in pochi minuti ieri sera, dato ufficiale dell'ARPAV appena arrivato in redazione, 33 mm di pioggia. È ovvio che in pochi minuti, i nostri telespettatori adesso stanno vedendo la mappa dell'ARPAV, pochi minuti, 33 mm, 16 verso Bassano, 19 nel Bassanese, e solo in quell'area circoscritta ovviamente qualunque sottopasso, qualunque strada, qualunque comune può andare in tilt. Noi torniamo in studio, ringraziamo Vanessa Banzato, il sindaco di Solagna Stefano Bertoncello, poi stasera nel telegiornale altre informazioni su questo argomento. Adesso cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare delle polemiche legate a quanto è successo alla Dunata degli Alpini di Rimini. A Focus con il nostro direttore Luigi Bacciali è intervenuto anche Giancarlo Gentilini. Sentite che cosa ha detto. Anch'io, quando andavo a sfilare e la gente ti veniva incontro, dicevo ciao amore, ciao bella donna, ciao, ma era una cosa che era insita nell'animo degli alpini. Ma fare questa campagna vergognosa, sporca, ma questo soltanto è un prodotto della sinistra che sta cercando di distruggere la nostra realtà alpina. C'è qualcuna che ha detto che ha avuto ha avuto espressioni sulla sua bellezza femminile, ma credo che fosse una cosa di cui una donna può sentirsi anche onorata, perché io non ho visto
stupri di gruppo, non ho visto rapine, non ho visto niente quello che sta succedendo in ogni momento nella realtà italiana. Se qualcuno ha sbagliato deve essere punito, perché io non transigo con la giustizia, hai capito? Ma soltanto su queste offese che non hanno nessun fondamento è veramente da buttare alle ortiche. Io credo che sia tutta una cosa orchestrata da coloro che vogliono distruggere uno degli ultimi monumenti della italianità, perché io ho fatto 50 dunate in tutta Italia, non ho mai visto televisioni che dopo la dunata giravano a intervistare persone, donne, tutto quanto. Quindi io penso che sia una programmazione ben orchestrata. Sono state raccolte con una petizione 13.000 firme con l'obiettivo di sospendere per 2 anni le adunate. Credo che sia una delle follie dell'età moderna, hai capito? Quindi dico al Presidente nazionale, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non meritano neppure di essere segnalati, meritano soltanto la discarica chi vuol distruggere l'alpinità e gli alpini. Ci arriva adesso una notizia dalla provincia di Treviso. Il sito produttivo di Celansa di un'azienda industriale di Porto Buffolè specializzata in arredamenti per bagno è da questa mattina coinvolta in un incendio divampato all'interno dei locali. Sul posto stanno operando vari mezzi dei vigili del fuoco di comandi e distaccamenti di Treviso e Pordenone. Non risultano al momento conseguenze per le persone e si tende a escludere anche il rischio di superamento della concentrazione massima in atmosfera di alimenti inquinanti. Ovviamente ce ne occuperemo nel corso della nostra informazione. Cambiamo ancora argomento. La cronica mancanza di lavoratori nella giustizia porta al personale delle procure del Veneto in stato di agitazione. Vediamo. Ci sono una serie di servizi che occorre garantire. È chiaro che si resta indietro, è chiaro che si accumula arretrato, è chiaro che a farne le spese sono i cittadini. La matematica non è un'opinione e i dati sono chiari. La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Treviso dovrebbe contare 42 dipendenti, cifra già datata e insufficiente, ma la realtà è quella di appena 26 lavoratori, una scopertura del 38%. Cifre ormai intollerabili. Per questo, dopo un'assemblea, è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale, preludio all'apertura di un tavolo in prefettura al quale i sindacati chiamano tutte le istituzioni. In gioco il funzionamento della giustizia. Ci chiediamo, attacca la CISL, come si possono assistere un procuratore e 12 sostituti procuratori con una insufficienza di organico così drammatica, dovendo peraltro assicurare allo stesso tempo tutti gli altri servizi e uffici, come le spese di giustizia, il dibattimento, le esecuzioni penali, il personale, il casellario giudiziario, gli sportelli per il pubblico. Un problema, peraltro, non recente. L'età media nella pubblica amministrazione, anche negli uffici giudiziari, lo sappiamo, è alta, la gente va in pensione, i pensionamenti sono una costante, le assunzioni che negli ultimi anni sono state fatte sono come gocce nel mare e tutto questo ha determinato questa situazione. E le risposte fino ad ora sono state irrisorie. La Procura fa delle richieste al Ministero, però non hanno portato a nessuna sorte. Il numero dei dipendenti rimane assolutamente insufficiente rispetto alle attività che deve svolgere. Concorsi adesso ce ne sono, però l'immissione in servizio non sappiamo quando avverrà. Per tamponare la situazione attuale, prosegue la CISL, si potrebbe attivare un interpello straordinario, una mobilità da altre amministrazioni o delle convenzioni, ad esempio con il Tribunale, per la gestione in comune di alcune incombenze. Diversamente sarà impossibile ormai garantire il funzionamento della giustizia in tribunale con tutto quello che ne consegue. Abbiamo bisogno di un segnale forte, andiamo dal prefetto perché ci sia appunto questa istanza e tutte le istituzioni devono essere della provincia di Treviso coinvolte, quindi anche il comune, la provincia, la regione.
Voltiamo pagina, parliamo dell'emergenza Covid. A Vicenza la sanità tira le somme di 2 anni e passa di lotta al coronavirus. C'era una volta il Covid e c'è ancora. Storia di una pandemia che ha sospeso il tempo, che ha fermato il mondo, che ha fatto crollare le nostre certezze, le sicurezze acquisite. Tutto è stato rimesso in discussione. Oggi al Palazzo delle Opere Sociali a Vicenza le aziende sanitarie vicentine, l'ULSOT e l'UL7, hanno rivissuto, riepilogato 2 anni di inferno, ma anche di sfide, di problemi, ma anche di soluzioni. È successo che la parte umana di ciascuno di noi ha avuto sopravvento rispetto a forse la parte assistenziale, scientifica, e quello ha portato il beneficio sperato. La memoria torna al lockdown, all'hashtag io resto a casa, per lasciare il virus fuori dalla porta. Un cambiamento radicale della libertà delle persone che ha sollevato dubbi, domande, a cui anche noi di Rete Veneta, con le nostre dirette quotidiane, abbiamo cercato di dare risposta, portando la voce dei cittadini alle autorità competenti. In questi 2 anni l'ULSOT e l'UL7 hanno seguito strategie diverse. L'US7 si sono verificate a partire dalla scelta iniziale, che può essere gradita o meno, del fare un ospedale hub per la pandemia, che era quello di Sant'Orso. La cosa che ha destabilizzato sicuramente il personale è il cambio di rotta in corso d'opera, quindi al di là di tutto, al di là delle scelte regionali sull'ospedale di Sant'Orso, se le cose non andavano bene in quel senso, bisognava prendere una decisione ponderata nel periodo in cui la pandemia stava scemando e organizzare dei percorsi all'interno dell'US7 in entrambi gli ospedali. Averla organizzata nel momento in cui la recrudescenza della pandemia era evidente ha posto parecchie difficoltà. Oggi in Veneto la campagna di vaccinazione ha portato a 3.974.099 vaccinati col ciclo completo, vale a dire l'81,9% della popolazione. Più di 5.000 gli operatori sanitari coinvolti, 60 gli hub. Adesso l'epidemia sta cambiando, ma il presidio sanitario deve restare di alto livello. L'ultima sfida è continuare a riattivare il nostro territorio con progetti idonei, non dimenticando mai quello che abbiamo passato. Visto che parliamo di coronavirus, vediamo assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che ci sono 3.614 nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi, che portano il totale delle persone attualmente positive in Veneto a 52.268. Resta sostanzialmente il variato il numero delle terapie intensive occupate, scende di poco il numero delle persone ricoverate in area non critica. Chiudiamo con la pagina culturale e andiamo a vedere una mostra decisamente interessante. 150 opere in 11 sezioni, distribuite in oltre 1200 metri quadri per un percorso storico che va dalla fine della Repubblica Serenissima fino al 1850. E tutto questo e molto altro, la gloria trevigiana di Antonio Canova, esposta al rinnovato Museo Bailo di Treviso. Un'esposizione che il curatore Giuseppe Pavanello descrive così. È un piccolo miracolo, perché fare oggi una mostra di scultura, e stiamo parlando di Canova, cioè uno dei più grandi artisti italiani, europei, mondiali, e quindi essere riusciti a farlo in tempi così ristretti, in questa situazione diciamo pure drammatica in cui abbiamo vissuto gli ultimi anni, gli ultimi mesi, è effettivamente un miracolo. Quindi Treviso può essere veramente orgogliosa di presentarsi sulla ribalta internazionale con una mostra del genere. Un percorso unico, fatto di 30 prestiti, ma soprattutto di tante opere che sono patrimonio dei musei civici di Treviso. Il senso è non solo tirare fuori dai musei, dai depositi, molte opere che non sono mai state viste prima, restaurarle e e metterle in visione al pubblico, ma soprattutto utilizzare un grande sforzo come quello di una mostra economico, di studio e di risorse come un volano per il territorio. Vogliamo che il visitatore venga a vedere la mostra ovviamente, ma torni qui anche dopo la mostra, perché qui potrà ancora tornare a vedere Canova, sia nei nostri musei che a Possagno, ad Asolo, quindi nel nostro territorio.
Quindi una vera e propria rete di luoghi dedicati al Canova che rendono la Marca da oggi fino alla fine di settembre la meta ideale per chi vuole scoprire o riscoprire l'arte di questo scultore neoclassico, partito da Possagno e che ha conquistato il mondo. Ed è proprio ai piedi del Grappa che la sovrintendenza annuncia un importante intervento a salvaguardia del patrimonio canoviano. In 3 anni ci sarà una risorsa adeguata per il restauro che ci sta a cuore dell'ala scarpa della Gipsoteca di Possagno. Stiamo parlando di quanti soldi? E sono circa 450.000 euro. Ci sono anche delle brutte notizie sulla Canova perché Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Tonio Canova, appunto, ha dato una notizia all'ANSA nelle scorse ore dicendo che la statua della Paolina Borghese, già danneggiata da un turista un paio d'anni fa, vediamo le immagini di quel danneggiamento, una persona che si era seduta per farsi addirittura un selfie su questa opera del Canova, aveva spezzato le dita del piede. Le stesse dita sono state rimosse da un bambino in gita. Ovviamente ci stiamo informando su quanto è accaduto, poi vedremo di approfondire questa vicenda. Siamo alla fine del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi e gli operatori che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano e a TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.